tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, oggi in larga parte dedicato alla conversazione con Domenico Cacopardo, autore di una ricostruzione, un'inchiesta sul sequestro e la successiva liberazione di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, pubblicata stamani sul quotidiano Italia Oggi, con una ricostruzione basata sui fatti conosciuti, dai quali naturalmente partiremo con l'autore a partire dalle 11. Mentre, prima pagina dell'Ansa di stamani, l'esplosione in un palazzo a Roma, un morto e feriti, trovato un biglietto con minacce in un palazzo alla periferia di Roma, forse a causa di una bombola di gas, ma si segue anche la pista dolosa dopo il ritrovamento di un foglio attaccato su un'auto in strada. C'è la pista dolosa dunque al vaglio degli inquirenti che indagano sull'esplosione in un palazzo alla periferia di Roma che ha provocato un incendio, una morte, un cinquantenne napoletano, e il ferimento di 14 persone, una in codice rosso. Prima ipotesi che l'esplosione sarebbe partita da un appartamento lasciato vuoto da un'inquilina, all'interno del quale c'era una bombola di gas. Nel frattempo, nei pressi del palazzo è stato trovato il biglietto con la scritta: "Il signore, la casa non ve la farà godere perché siete ladri più ladri". Il foglio è stato sequestrato dalla polizia. Si indaga per far luce sulla vicenda e l'agenzia ANSA non dice praticamente nulla di più rispetto a quello che già avevamo letto in mattinata. L'altra notizia di primo piano, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, lo Stato islamico che uccide 13 ragazzini perché avevano guardato una partita di calcio in TV. Le esecuzioni in pubblico. Uccisi in pubblico a colpi di mitragliatrici perché avevano guardato una partita di calcio in TV. 13 ragazzini iracheni sono stati massacrati dalle milizie dello Stato islamico per avere tifato la loro nazionale di calcio mentre giocava contro la Giordania, nell'ambito della Coppa d'Asia che è tuttora in corso in Australia. Le uccisioni dei ragazzini sono avvenute il 12 gennaio. La notizia si è appresa ieri. I ragazzini sono stati catturati dai militanti dello Stato islamico nel quartiere di Al-Yarmouk, a Mosul, controllata ormai pienamente dallo Stato islamico. E poi sono stati uccisi perché, secondo gli islamisti, nel guardare le partite hanno violato la Sharia, la legge del Corano. I cadaveri sono rimasti esposti a terra e i genitori non hanno potuto recuperarli per timore di essere uccisi dai jihadisti. Scrive sul suo sito web un gruppo di attivisti dal nome Raqqa is being slaughtered silently. Raqqa viene macellata in silenzio, un sito che documenta segretamente la violenza scioccante e l'oppressione che lo Stato islamico ha portato alla loro città natale, quella di Raqqa in Siria. Prima di proseguire con l'esecuzione dei 13 ragazzini, le milizie dello Stato islamico hanno annunciato quanto stavano per fare con un megafono, dicendo che i ragazzini avevano commesso un crimine. L'uccisione degli adolescenti è avvenuta pochi giorni dopo che l'ISIS ha pubblicato un video nel quale mostra 2 uomini uccisi dopo essere stati spinti da una torre a Mosul. Le accuse contro di loro sono state lette da un combattente mascherato con una piccola radio portatile. Le 2 vittime erano state giudicate colpevoli di impegnarsi in attività omosessuali e dovevano essere puniti con la morte, secondo l'interpretazione islamica della Sharia, della legge coranica. Questo per quanto riguarda lo Stato islamico. È l'ultima, diciamo così, delle notizie che arrivano dall'ISIS, dallo Stato islamico. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi picchia la compagna davanti ai 3 figli, viene arrestato. A Napoli è successo il fatto, e una scossa di terremoto a Messina avvertita dalla gente. In mare a 10,9 km di profondità, magnitudo 3.1, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina. Con ciò torniamo brevissimamente a chiudere un capitolo che abbiamo aperto ieri per completezza e poi cambiamo decisamente argomento. Il capitolo era quello relativo ai debiti di papà Renzi pagati dallo Stato, cioè da noi tutti. E avevamo raccontato di questa società fondata dal papà di Renzi, la CIL Post, che passa alle donne della famiglia Renzi per avere l'agevolazione garantita dalla finanziaria della regione Toscana, Fidi Toscana, su un mutuo che sarebbe così stato coperto per l'80% e non per il 60% come invece per le imprese normali. Per le imprese femminili la copertura è maggiore, quindi diventa femminile la società della famiglia Renzi, poi ritorna subito dopo maschile.
poi viene venduta la parte sana alle donne di famiglia, la parte malata piena di debiti, ben 2 milioni di euro, compreso il $500,000 di mutuo coperto dalla regione, rimane invece nelle mani della famiglia la parte sana. Viene venduta a un personaggio che chissà perché a Genova se la compra con 2 milioni di debiti, la parte malata della società della famiglia Renzi. Dunque, a conclusione della vicenda, lo Stato italiano, ottobre 2014, il governo del medesimo Renzi, ha versato 236.000 euro dal Fondo Centrale di Garanzia alla Fidi Toscana, la finanziaria controllata dalla regione per aiutare le aziende, è creata per aiutare le aziende. In questo caso ha aiutato l'azienda della famiglia del Presidente del Consiglio. La società di Casa Renzi aveva presentato domanda per avere l'aiuto sul mutuo a questa Fidi Toscana, finanziaria della regione toscana, come piccola e media impresa femminile, con ciò ottenendo la copertura dell'80% del mutuo. Stipulato poi il mutuo con il credito cooperativo di Pontassieve, guidato da Matteo Spanò, grande amico e sostenitore del Premier, e già nominato in precedenza in società che avevano a che fare con provincia di Firenze e comune quando le guidava lo stesso suo amico, cioè l'attuale nostro Presidente del Consiglio. Tutto in famiglia e tra amici, diciamo così, questa incredibile vicenda che prevedeva peraltro il regolamento della società Fidi Toscana che garantisce il mutuo della famiglia Renzi, prevedeva per accedere alla garanzia che il beneficio è rilasciato per un importo elevabile all'80% in caso di prestiti a piccole e medie imprese femminili, ma prevedeva anche che se ci fossero stati cambiamenti nell'assetto della società bisognava comunicarli, perché in quel caso la finanziaria della regione toscana avrebbe potuto revocare le agevolazioni. Nel marzo del 2009 la CIL Post ha 3 soci, le donne della famiglia Renzi. A loro le quote le aveva cedute il papà, Tiziano Renzi. La società Fidi Toscana accoglie la richiesta, copre l'80% del finanziamento, lo comunica alla banca. 22 luglio del 2009 la banca delibera il mutuo e appena una settimana dopo, 29 luglio, le 3 donne della famiglia Renzi rivendono tutte le loro quote a papà Tiziano Renzi, che ritorna a essere proprietario della società, dopo aver goduto, in quanto PMI, piccola e media impresa femminile, dell'agevolazione. La piccola impresa femminile ridiventa maschile dopo che la banca ha sganciato il mutuo. La variazione dell'assetto societario doveva essere comunicata dal regolamento alla Fidi Toscana che garantisce il mutuo, non è stato comunicata una bella cippa di niente. Così che i soldi sono arrivati. Dopodiché c'è lo scorporo della parte sana della società della famiglia Renzi che viene data alle donne di famiglia. Tutto il resto, compresa la liquidazione di Renzi, finisce con 2 milioni di euro di debito in mano a un tizio che incredibilmente trova appetibile comprare una società bidone con dentro 2 milioni di debito. Il tizio si chiama Gianfranco Massone, nomen omen, e sta a Genova, talché la Procura di Genova ha aperto un'indagine per bancarotta fraudolenta. Tutte le variazioni, dicevamo, di società non vengono comunicate, invece sarebbero dovute essere comunicate. Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana, Giovanni Donzelli, che ha presentato un'interrogazione insieme ad altri consiglieri di minoranza, l'azienda della famiglia Renzi non ha rispettato le regole. E questo è stato più o meno il verdetto, perché la questione è stata discussa settimana scorsa dal Consiglio regionale della Toscana, è stato il verdetto, per così dire, anche della Regione Toscana, del Consiglio regionale. La società della famiglia Renzi non avrebbe dovuto usufruire del fondo di garanzia del Ministero dell'Economia, cioè di noi tutti. Non solo, se avesse rispettato le clausole sottoscritte con la finanziaria della Regione Toscana, Fidi Toscana, avrebbe perso il beneficio economico e sarebbe stata costretta a pagare il doppio dell'agevolazione richiesta. Sarà Fidi Toscana, dunque la finanziaria controllata dalla Regione, a doversi rivalere del danno subito. La società della famiglia Renzi, soprattutto del papà Tiziano, la CIL Post, nel frattempo però è fallita e la banca a cui è stato pagato il mutuo, che ancora non era stato pagato perché era fallita la società della famiglia Renzi, che non ha più pagato il mutuo, la banca, il credito cooperativo di Pontassieve, la banca è guidata da un fedelissimo di Renzi, il signor Matteo Spanò,
Così la vicenda che coinvolge i genitori e le sorelle del Premier è diventata la settimana scorsa anche politica. Il governatore della Toscana, il presidente della giunta regionale toscana Enrico Rossi, è intervenuto o dovrà evidentemente intervenire, questo è il punto di domanda, contro la famiglia del Premier e contro la banca dello storico braccio destro, di uno degli storici bracci destri di Renzi, fin dai tempi della provincia di Firenze. C'è stata comunque la conferma durante la discussione anche in Consiglio regionale, e documenti alla mano, c'è stata la conferma della mancanza di requisiti da parte della società CIL Post di Tiziano Renzi, moglie e figlie, a godere del fondo di garanzia. La conferma l'ha fornita l'assessore al lavoro della Regione Toscana Gianfranco Simoncini settimana scorsa in Consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia. La società di Casa Renzi, ha detto l'assessore Simoncini, non ha comunicato le variazioni relative all'assetto societario e invece era obbligata a farlo. Nel caso in cui dalle verifiche risultino non rispettate le finalità previste dal regolamento, ha detto ancora l'assessore, l'agevolazione è revocata e l'impresa è tenuta a corrispondere un importo pari a 2 volte l'agevolazione ricevuta. Di variazioni societarie da comunicare, la CIL Post della famiglia Renzi ne aveva parecchie. La richiesta è stata formulata come società femminile nel momento in cui risultavano titolari, come abbiamo detto, la mamma di Renzi, Laura Bovoli, e le sorelle Matilde e Benedetta. Una settimana dopo aver ricevuto la delibera del mutuo, la proprietà torna al paparino, Tiziano Renzi. Le 3 donne nel frattempo risultano titolari di un'altra società, la CIL Distribuzioni, che poi cambia nome e diventa E26. Siamo a luglio 2009. Dopo poco più di un anno la CIL Post cede l'intero ramo di servizi del valore di 2 milioni di euro alla E26 per 3.000 euro. Infine, Tiziano Renzi trasferisce la sede della CIL Post da Firenze a Genova, la cede a Gianfranco Massone, lascia insomma a questo Massone la società gravata da quasi 2 milioni di debiti, mentre cede la parte sana per soli 3.000 euro alle figlie e alla moglie. Massone dichiarerà poi il fallimento della società ereditata dal papà di Renzi. Il padre del Premier è indagato dalla procura ligure per bancarotta fraudolenta. Secondo i magistrati, la cessione di servizi dalla CIL Post alla società E26 sarebbe stata fatta solo per mettere in salvo dai creditori la parte sana dell'azienda, dandola alle donne di famiglia. Tra i debiti lasciati a fallire figura anche il mutuo concesso dal Credito Cooperativo di Pontassieve di 496.000 euro, cifra sostanziosa concessa con mutuo chirografario, cioè senza accendere ipoteche, un mutuo basato solo sulle garanzie. Coperto però il mutuo da Fidi Toscana, che il 31 luglio del 2014 versa alla banca 263.000 euro. E poi li riceve a sua volta la società regionale toscana da tutti noi, dal Ministero dell'Economia, che nell'ottobre 2014, in pieno governo Renzi, versa 236.800 euro a Fidi Toscana. Fidi Toscana onora l'impegno preso con la società CIL Post, ma la società aveva perso i requisiti per godere delle agevolazioni. Il giudizio di Donzelli, il capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha messo in piedi tra i primi la questione. Il padre di Renzi ha ottenuto fondi pubblici attraverso irregolarità. Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, il regolamento per avere la garanzia di Fidi Toscana al finanziamento prevede tra l'altro che un'azienda abbia sede in Toscana e che comunichi se vi sono cambi di assetto societario. Ma la questione è stata poi arricchita, corroborata da un'altra vicenda, perché a parlare in questo caso è stato il presidente della finanziaria Fidi Toscana, Silvano Bettini, che è anche il capo degli industriali fiorentini, il quale ha raccontato a Giacomo Amadori di Libero, stamattina abbiamo letto la smentita, ha raccontato che la banca ha coperto i buchi del maggio musicale fiorentino di Renzi, un'altra banca ha dato i soldi e in pratica il prestito al papà di Renzi era poca roba in confronto al fatto che la Cassa di risparmio di Firenze, dove c'è un altro fedelissimo di Renzi, Carrai, ha condonato 8 milioni di euro alla fondazione guidata da Renzi come sindaco, quella del maggio musicale fiorentino. Cioè il presidente della Fidi Toscana ha detto: ma in sostanza noi abbiamo
fatto poco. La Cassa di risparmio di Firenze, altra banca guidata da un altro amico di Renzi, ha condonato ben 8 milioni. Noi ci siamo limitati a 236 mila e poi i soldi ce li ha dati il Ministero dell'Economia. Insomma, una bella storia che riguarda tutta la famiglia Renzi. Il Presidente del Consiglio ha una responsabilità più o meno diretta perché forse le cose di famiglia le conosce. Lavorava anche lui in quella società lì, era co-co-co, poi divenuto dirigente perché c'aveva la pensioncina pagata da noi ben più cospicua e peraltro è stato poi appunto il papà a fare l'operazione nel momento in cui al governo c'era il figlio, governo che poi col Ministero del Tesoro ha ripagato tutta la questione. Vedremo se qualcuno ne parlerà perché la cosuccia non è propriamente un bicchiere d'acqua. A parte l'entità economica del discorso, qui c'è una filosofia di vita, diciamo così, politica. Intanto io vi vorrei riproporre però un servizio che è andato in onda ieri sera a Piazza Pulita, la trasmissione di Corrado Formigli sulla 7. Poi ne sentiamo un altro dopo per introdurre la nostra conversazione con Domenico Cacopardo a proposito della vicenda delle due studentesse sulla quale c'è un'inchiesta pubblicata oggi su Italia Oggi, pagina 11 a pagina 12 e firmata dallo stesso Cacopardo. Ieri sera però c'è stato anche un altro servizio che è andato in onda a Piazza Pulita, la trasmissione appunto sulla 7, un servizio dedicato alla moschea di Eindhoven, una delle tante moschee in Europa, questa è salafita, e il servizio inizia così. Che ne pensate delle vignette su Maometto? Non va bene per niente. No? No. Perché? Se offendi i musulmani sarai punito. Non va bene per niente. Quell'immagine offende 1,5 miliardi di persone. È una provocazione contro di noi. Questo va bene, non Charlie Hebdo. Sono cazzate, è merda pura. Come si permettono di offendere il mio profeta? È la democrazia, no? Questa non è democrazia. La religione non c'entra niente con la vostra democrazia, lo capisci? Ricorda, io potrei dare la mia vita. Le posso fare una domanda? No, è meglio non parlarne. Questa è la moschea salafita di Eindhoven. Nelle stesse ore in cui a pochi chilometri da qui sono in corso le retate dell'intelligence contro le cellule dormienti jihadiste, incontro Ibrahim, dopo settimane di trattative. Viene dalla Siria. Bene, ci interrompiamo perché c'è la pubblicità e poi parliamo con Domenico Cacopardo, autore dell'inchiesta sul sequestro e la liberazione di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo su Italia Oggi di stamani. Ma poi lo riprendiamo questo brano perché a parlare è un personaggio che è stato raggiunto dalla giornalista di Piazza Pulita, che dice delle cose che poi ascoltiamo e che qualcuno avrà già sentito anche ieri sera vedendo la trasmissione magari. Intanto però pubblicità e poi con noi Domenico Cacopardo.
Bene, torniamo in onda, come detto prima della pausa pubblicitaria. Adesso approfondiamo l'articolo che abbiamo citato stamani in rassegna stampa, compare su Italia Oggi alle pagine 11 e 12, a firma di Domenico Cacopardo, che è in collegamento telefonico con noi e che saluto. Buongiorno e grazie. Buongiorno Kenark, come va? Buongiorno, abbastanza bene. Dicevo, il suo articolo, che è una inchiesta che ricostruisce gli elementi noti intorno al sequestro e alla successiva liberazione di Greta Ramelli e di Vanessa Marzullo, nella ricostruzione e nella messa in ordine di tutti gli elementi noti apre tutta una serie di domande e parte da una constatazione che lei fa. Un mare di bugie è quello che continua a circolare nel circo mediatico. L'altra volta abbiamo parlato di mistificazioni nell'informazione. Questo qui è un caso abbastanza di scuola, mi verrebbe da dire, e io vorrei farle ascoltare, l'avrà già ascoltata sicuramente, magari anche molte delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, però una serie di dichiarazioni, le parole di Greta Ramelli e di Vanessa Marzullo al microfono di Salvatore Gulisano per la trasmissione Piazza Pulita, che è andata in onda ieri sera. Sono 2 minuti, li riproponiamo adesso e poi partiamo da qui e dal suo articolo, naturalmente, dalla sua inchiesta. Cacopardo. Ho letto alcuni articoli e sinceramente neanche forse uno solo rispecchia quello che siamo noi. Insomma, i siriani ci conoscono, abbiamo fatto salti mortali per loro, sanno davvero cosa abbiamo fatto, e chi ha lavorato con noi negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, ha visto che abbiamo buttato via tutta la nostra vita, abbiamo cercato di dedicarci solo a quello, perché c'è un massacro, in atto un massacro e bisogna cercare di dar tutto anche da qui. Noi non smetteremo di aiutare, non ci arrendiamo. Le cose sono andate così, purtroppo è la guerra, abbiamo vissuto tutto insieme. Quando c'era da tirarci su, ci siamo tirati su a vicenda, dormiamo sempre schiena contro schiena per sentire proprio la protezione. Siamo state trattate bene nel contesto, non abbiamo subito violenze e stiamo bene. Pensate di tornare in Siria? Adesso sicuramente no, ma continueremo ad aiutare da qua, ovviamente. Non dimentichiamo che c'è un massacro in corso e non lo dimentichiamo. Avete qualche idea di chi possa avervi tradito? No. Come mai siete partiti da sole e non per esempio con Roberto, l'altro socio della vostra cooperativa? Vi sentivate tranquille comunque, anche insomma 2 ragazze giovani come voi di 20 anni a partire e andare in Siria, un posto così pericoloso? Non rispondiamo a questa domanda. Greta ha chiesto scusa ai suoi familiari, tu ti senti di dover chiedere scusa? Ovvio che abbiamo chiesto scusa e Greta ha usato le parole perfette. Ci dispiace per il dolore che abbiamo causato, ma non siamo responsabili del nostro rapimento, siamo state 5 mesi e mezzo chiuse dentro. Penso che sia stato pagato un riscatto per voi? No. Allora, Domenico Cacopardo, non siamo responsabili del nostro rapimento, dice da ultimo, come abbiamo appena sentito, Vanessa Marzullo. Allora, a me la frase mi sembra un po' strana, devo dire la verità, non perché mi piacciono le dietrologie, ma perché una persona normale, credo, ragionando normalmente, non si sognerebbe mai di ipotizzare che qualcuno rapito sia responsabile del proprio rapimento. E perché allora bisogna ribadirlo pubblicamente più e più volte, come è successo ieri? E perché alla domanda, ma voi vi sentivate sicure andando là? Qualcuno di fianco a Vanessa Marzullo, che non ho capito chi è, dice no, a questa domanda non rispondiamo al plurale. Non mi sembrava l'avvocato perché era molto giovane. Sulla figura di Roberto Anderville, il 46enne, 25 anni in più delle 2 rapite e riscattate, e che poi è scomparso, lei scrive forse è il loro misteriosissimo capo, giustamente perché fin dall'inizio non si è capito che ruolo avesse costui, un fabbro peraltro, che con 2 studentesse va a fare operazioni che, come reclamizzava uno pseudo statuto, diciamo, della loro ONG, sarebbero state complesse per iperprofessionisti, sia nel campo medico che nel campo della sicurezza. Vabbè, ad ogni modo, quando c'è la domanda su Roberto Anderville fatta dal giornalista di Piazza Pulita, c'è un imbarazzatissimo silenzio, glissare via, si scivola, non si dice niente su questo qua. A lei che impressione le ha fatte queste dichiarazioni? Dunque, allora,
tutti i collegamenti che raccontano loro personalmente o sul web non sono provati. Cioè, tutte queste che hanno operato con organizzazioni cattoliche di Varese non è provato. Cioè, se lei collabora con una radio, non dice collaboro con una radio, collaboro con Radio Padania Libera. Cioè, non c'è, qual è la ragione per cui su queste cose viene steso un velo di imprecisioni? Cioè, purtroppo io non sono giovanissimo, anzi sono tutt'altro che giovane, quest'anno faccio 79 anni. La vita mi ha insegnato che dove non ci sono, le cose non sono chiare o non sono spiegate in modo chiaro, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non va. Può essere sporco, può essere imbarazzante, ma c'è sempre qualcosa che non va. E questa è tutta una storia nella quale le cose non tornano. Io faccio una semplice osservazione lei immagina due ragazze che vanno nel bosco in cerca dell'orco o per aiutare quelli che sono vittime dell'orco? Mi sembra una follia. Cioè, l'orco è lì, in tutto questo mondo. Tra l'altro in questo mondo noto una delle caratterizzazioni del combattente islamista è lo stupro. Nell'idea religiosa dei fondamentalisti, l'eroe finisce nel paradiso ed è contornato di donne vergini. Insomma, è tutto un mondo che si presta a ogni tipo di dubbio. Io domani trarrò le conclusioni sul giornale da tutta questa mia inchiesta e posso solo dire che sono molto molto perplesso e addirittura ho dei sospetti molto pesanti da questo punto di vista. Ecco, di che genere? Secondo me, nella migliore delle ipotesi, quando sono partite, chi aveva organizzato il viaggio aveva già organizzato il rapimento. Ecco, ma chi secondo lei ha organizzato il viaggio? Per questo c'è tutta una cortina di silenzio, di bugie. Oggi viene rivelato molto di più su questo Tayez. Sul Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano si viene rivelato molto di più e ci sono tutta una serie di condizioni inquietanti. Tra l'altro, veda Cainarca, questa questione di mafia capitale ha aperto uno squarcio importante su tutto questo mondo delle onlus, delle cooperative o delle ONG che si occupano di assistenza. Una dei mali endemici del terzo mondo è la corruzione, ma quanto di questa corruzione con cui si incontrano le ONG in vari paesi africani o sudamericani non torna, finisce nelle mani di coloro che dovrebbero aiutarli? C'è tutto un mondo sul quale, in una situazione di drammatica finanza pubblica quale è quella nella quale viviamo, le autorità dovrebbero fare chiarezza. Cioè, i progetti assistenze vanno tutte calibrate, nel senso va capito quanto parte di questo resta nelle mani dei professionisti del soccorso umano e quanto invece è soccorso vero. C'è un'altra considerazione, ma nessuno spiega. Allora, io e lei, Cainarca, decidiamo di prendere un aereo, andare ad Ankara e trovare una guida siriana che ci porti ad Aleppo. Ma secondo lei è possibile? Se non abbiamo già un contatto preliminare? E queste due poverette, che sono due ragazze del primo e secondo anno di scienze dell'integrazione, cioè un fuffa. Questi studi che si svolgono a Varese, Milano, ho visto ci sono 5 o 6 istituti universitari in cui si insegna integrazione razziale. Questa roba è tutta fuffa, cioè tutta fuffa, che fabbriche di disoccupati e gente che vivrà solo ai margini dell'assistenza della cosiddetta assistenza umanitaria, cioè saranno pagate per fare l'assistenza. E l'altra, il primo e il secondo anno di scienze infermieristiche che si propongono di fare corsi per i medici in Siria, cioè tutte cose che non sono folli, sono stupide. Certo, allora, allora, dove sono le fonti di finanziamento di questi premi? Che fanno un viaggio in Siria, a marzo, vanno a in sopralluogo. Quanto costa una guida siriana? E poi tornano loro due. Probabilmente l'altro rimane qui perché è il regista dell'operazione.
E il dubbio è che se loro siano state o non siano state consapevoli del fatto che si stava consumando. C'era anche un giornalista del Foglio, Daniele Raineri. Sì, però le lascia. Sarebbe interessante che lui testimoniasse che tipi fossero queste ragazze. Ma io le domando faccio una domanda io, scusi, sì. Lei il giornalista, il conduttore, ma secondo lei il soccorso ad al-Nusra, che era il gruppo qaedista a cui andavano a prestare soccorso, non è stato dato? Certo che è stato dato, ed è consistito nel pagamento del riscatto, in soldi o in natura. Beh, certo. Quindi la missione è compiuta. E devo dire che anche guardando le interviste video e mettendo insieme le dichiarazioni, a me quello che lei ha appena detto mi sembra molto credibile, onestamente. Scusi, un'ultima cosa. Tutti questi che tornano da queste situazioni, prima arrivano a Roma e vengono portati a Celio per un check sanitario. Queste due ragazze sono tornate paffute, avevano segni di stress fisico. Per le immagini trasmesse dalla televisione non c'era nessuno stress fisico. E tra l'altro questo averle portate subito in procura prima di farle passare da un accertamento sanitario è una cosa abbastanza insolita e molto discutibile. È un dettaglio importante anche questo, può dire qualcosa. A proposito di Onlus, apro una piccolissima parentesi, ma l'abbiamo letto sul Corriere della Sera l'altra settimana, un articolo di Fiorenza Sarzanini che riportava le parole di un, tra virgolette, pentito tunisino, indagato dalla procura di Bari, se non mi ricordo male, in un'inchiesta sul terrorismo islamico, il quale parlava proprio del ruolo delle cooperative e delle Onlus in Italia. E diceva, non è solo il caso mio, ci sono tantissimi che, per esempio, erano in Afghanistan a combattere o ad addestrarsi, ma risultavano dipendenti di una cooperativa in Italia. Mentre io stavo in Afghanistan, ha raccontato lui, e come me tanti altri, figuravo essere in Italia, il che era anche utile ai fini del rinnovo dei documenti legali di soggiorno in Italia. Dopodiché lui usava quelli illegali e falsi, naturalmente, per fare le altre missioni. Quindi su questo ruolo di Onlus e cooperative forse sarebbe il caso di accendere un pochino la luce. Abbiamo fatto inchieste parlamentari su tante cose, una inchiesta su queste cose sarebbe proprio il caso che il Parlamento la mettesse in piedi, perché un'inchiesta parlamentare fa venire fuori tutte le cose di cui noi abbiamo la sensazione epidermica. Cioè, io mi sono occupato di questa faccenda perché leggendo i giornali non mi tornavano, non riuscivo a capire, non mi tornavano, il ragionamento non filava, non tornava. C'era qualcosa che non capivo e ho lavorato 3 giorni per mettere in piedi questa riflessione, questa analisi di quello che c'è. E oggi lo stesso Sergio Romano sul Corriere, non so se l'ha visto, rispondendo a una lettera, esprime una perplessa critica su tutta questa vicenda. Cacopardo, se lei è d'accordo, io vorrei ripercorrere alcuni passaggi snodi essenziali della sua ricostruzione, che insomma non è un lavoro di intelligence, no? Non è andato a scovare chissà quali documenti segreti, sono tutte fonti aperte, cioè recuperabili anche semplicemente da giornali e via web. Sono le cose che non tornano, che diceva, delle quali parlava lei prima. Però prima, se lei è d'accordo, io vorrei citare anche, l'abbiamo citato poco fa, ciò che racconta Angela Camuso stamani sul Fatto Quotidiano. Sì, certo, questo è molto importante. Angela Camuso parla addirittura di una filiera, cioè di un'organizzazione stabile, strutturata, vera e propria, tra l'Emilia Romagna e Milano, con una finalità, perché ogni organizzazione strutturata ha uno scopo. Questa aveva lo scopo di trasferire, in questo caso verso la Svezia, clandestini musulmani sbarcati in Italia con l'operazione Mare Nostrum, perché il periodo temporale è quello lì. E qui ricompare, diciamo, Yasser Mohamed Tayeb, cioè il pizzaiolo residente ad Anzola, siriano di nascita, che dialoga con una persona che anche lei cita, perché era stato oggetto di un altro articolo, rivelazione, Titti, cioè una certa Stefania C., 39 anni, identificata, perché il Fatto Quotidiano Angela Camuso ci ha parlato, la quale è vicina, se non formalmente dipendente, è comunque vicina, ruota intorno all'UNHCR, cioè all'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, quello che è stato guidato per anni dall'attuale Presidente della Camera Boldrini, guarda caso strano, e che attualmente è guidato da un'altra italiana, Carlotta Sami, la quale dice che questa signora Titti o Stefania C., che dir si voglia, non è dipendente
formalmente dell'UNHCR, cioè dell'Alto Commissariato ONU, però in sostanza ci lavora intorno, no? E questo è il dato che mi pare di capire. Chiedo scusa, Carlotta Sami gli dice: il nome non c'è tra i nostri collaboratori, sì, né in Italia né in Inghilterra. L'UNHCR non utilizza singoli volontari per missioni umanitarie. Questo dice. Sì, dice quindi così. Smentisce come in altri punti di questa vicenda, la smentita è totale. Sì, però il ROS dei Carabinieri invece rileva che questa persona, questa Titi, lavora comunque a che fare con l'UNHCR. Adesso non lo so se il ROS ha altri elementi e come combinare con questi elementi investigativi ciò che dice la portavoce dell'Alto Commissariato. In ogni caso questa donna si dà da fare per aiutare un gruppo di clandestini arrivati in Italia con l'operazione Mare Nostrum e consiglia attraverso il pizzaiolo siriano di dire ai suoi parenti, sono suoi amici, quelli da aiutare: beh, fai una bella cosa, tu strappa tutti i biglietti dell'autobus, i foglietti che riguardano l'Italia, strappa tutto quello, digli a loro di strappare quello che loro hanno, in modo che se dovessero fermarli possono dire di essere stati fermati in Austria, così che non li rimandano in Italia. L'obiettivo è quello di trasferire questo gruppo di profughi siriani, sedicenti profughi a questo punto in Siria, ed è dall'Italia alla Svezia, e la signora Titti dice anche: posso procurarvi i biglietti con le tratte, posso pagare i biglietti del treno, i costi anzi del treno per la Svezia, vi fornirò la tratta meno rischiosa, ma attenzione, i controlli sono ovunque. E secondo il fatto, per concludere, secondo il fatto, questa Titti sarebbe ignara della reale caratura del soggetto con cui sta parlando, che poi è il pizzaiolo con cui hanno parlato le due rapite e riscattate di cui parlavamo prima, Greta e Vanessa. Cioè questo pizzaiolo, secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, farebbe parte di un gruppo di siriani insediati a Bologna, nel bolognese, che svolgono attività di supporto a gruppi di combattenti in Siria nel segno del jihad, cioè della guerra santa islamica. Allora sono tutte ignare le persone che parlano col pizzaiolo? Sono ignare le due rapite e riscattate? Perché lo cercano, perché lo chiamano, perché gli parlano? Chiedo scusa. Cioè lei diciamo tranquillamente avrebbe una conversazione con una persona della quale completamente ignara, inconsapevole, non sa chi è, non sa che attività fa, però lo chiamo. Appunto, l'aspetto più che mi innervosisce più di questa vicenda, posso dire una parola un po' pesante? Prego. È la presa per il culo per i lettori e per gli italiani, che è generalizzata in tutte. Purtroppo il cosiddetto, quello che fu definito il circo mediatico, nel quale non si inserisce il Fatto Quotidiano, però ci sono pochi soggetti, è una continua presa per i fondelli del lettore, che viene considerato un deficiente al quale le omissioni o i racconti edulcorati non vengono risparmiati, tanto beve tutto senza il lettore medio beve tutto e non si pone delle domande. In realtà non è così, perché ognuno basta prendere un giornale, uno dei giornali di maggiore tiratura, seguirlo con attenzione e vede che ci sono la cosa è raccontata in maniera demenziale per il lettore. Ma lo stesso, come si chiama, Gian Antonio Stella oggi sul Corriere smentisce se stesso. Lui è un fustigatore di costumi e non c'è da fustigare una cosa di questo genere, che costava 12 milioni di euro in natura o in soldi al contribuente italiano. Beh, intanto il Fatto Quotidiano ci ha dato delle notizie, quindi giustamente lei dice non fa parte di questo circo, e Italia Oggi pure, perché ospita la sua ricostruzione, la sua ricostruzione, che è interessante. Io vorrei ripartire da lì. Anche lei parte dallo scoop del 17 gennaio sul Fatto Quotidiano, no? Cioè le intercettazioni dei ROS dei Carabinieri, così come oggi la stessa Angela Camuso, autrice dello scoop del 17 gennaio, ci dà conto in sostanza delle risultanze investigative che hanno un loro interesse oggettivo, no? Assolutamente. Il 17 gennaio queste intercettazioni ci mostrano appunto Greta Ramelli e Mohamed Yasser Tayeb, il pizzaiolo di cui tutti sono ignari, sulla cui reale attività, oltre alla pizza, diciamo, tutti sono ignari, che però secondo gli inquirenti è un combattente jihadista, cioè un combattente della guerra santa islamica, o uno che comunque organizza le cose da qui. Punto. Così
ieri, se non ricordo male, Repubblica dice che questo Tagliezza è un bravo ragazzo che fa, insomma, che svolge, un giornale di questi raccontava, ma dice no, Tagliezza è un bravo ragazzo, per carità, vuol dire che hanno fatto un'inchiesta approfondita, che hanno fatto una radiografia, una PET, e hanno stabilito che è un bravo ragazzo, chiusa la parentesi. Così come i servizi sociali francesi avevano detto che anche che Sherif Kouachi era un bravo ragazzo dopo 2 anni di carcere, no? Era guarito, ha capito che stava facendo delle stupidaggini. Chiusa l'altra parentesi. Tornando però allo scoop del Fatto Quotidiano, vabbè, insomma, dalla conversazione, secondo gli inquirenti, intercettata dai Ross fra il pizzaiolo, di cui tutti sono inconsapevoli, ignarino al di là della pizza, e Greta Ramelli, emerge in pratica, peraltro c'è anche un altro interlocutore, Maher Ahmadosh, il pizzaiolo e quest'altro sono 2 siriani della galassia fondamentalista in Italia, secondo gli inquirenti. E la missione delle 2 fanciulle sarebbe quella di fornire kit di pronto soccorso non a persone bisognose in senso generale, ma a drappelli di combattenti di Al-Qaeda composti da 18 combattenti, uno dei quali incaricato di soccorso ai feriti. Questo è un punto importante. Certo. Non è proprio secondario, perché tutte le reticenze che abbiamo sentito anche nelle stesse dichiarazioni delle 2 in televisione, una l'abbiamo sentita prima in apertura di trasmissione, forse si spiegano se si suppone che di qualcosa le 2 siano consapevoli, perché sennò ci stiamo prendendo veramente in giro, no? Cacopano. O sbaglio? No, è così. Allora, parliamo di sensazioni, che io domani in questo articolo di conclusivo porterò alle conseguenze. Ovviamente sono tutti fatti da accertare e chi dovrebbe accertarli. Io sono sicuro che nei cassetti o sui tavoli dell'AISI, che è il servizio segreto interno, c'è tutto. Fino a questo momento il quadro dei possibili reati non è definito e quindi non viene fuori niente, ma anche i Ross. Tra l'altro i Ross fanno venire fuori questa roba, hanno un canale privilegiato che è il Fatto, e fanno venire fuori materiali importanti e molto preoccupante, ovviamente. Siccome non sono delle persone leggere, i componenti del Ross, fanno venire cose fuori che in parte potrebbero essere piste fredde, che dietro le quali si trovano le piste calde vere, perché quando fanno il nome di Tayeb, il nome di Tayeb è bruciato, ovviamente. Certo. Vuol dire che non può dare più nulla, è un anello di una catena di cui gli altri anelli sono sotto esame, immagino. Peraltro, prego. Dica. No, stavo dicendo peraltro che lei ipotizza, tra l'altro, a proposito di queste notizie che filtrano non casualmente, anche una gara, tra virgolette, in questo momento tra corpi dello Stato, diversi, per avere la supremazia, la guida e anche i relativi finanziamenti nella lotta al terrorismo, no? E questo è sotto gli occhi un po' di tutti, eppure qui basta guardare i giornali, che questa battaglia su un procuratore antiterrorismo unico, oppure sull'allargamento dei poteri dell'antimafia, sono tutte con un certo cinismo, ma che mi deriva appunto da un po' di esperienza. Questo è uno dei bocconi succulenti su cui lavorare, nel senso che per coloro che si occupano di pubblica sicurezza, come è stato Mare Nostrum è stata una missione in cui i primi a guadagnarci sono stati gli operatori della Marina e della Capitaneria di Porto, perché secondo quello che mi dicono amici del Ministero della Difesa è stata classificata è stata considerata equivalente a un'operazione di guerra, e quindi tutte le indennità sono state equiparate alle missioni di guerra, ed era tant'è vero che la Marina ha tentato di continuarla, perché si sa che rendeva un pagamento in dollari quotidiano per tutti coloro che sono coinvolti. E per gli ufficiali
la campagna che si mette sulle mostrine ed è un punteggi per gli avanzamenti e per le carriere. Cose assolutamente, diciamo, non ha niente affatto scandalose, ma l'affezione, l'interesse a questa missione, anche del ministro Alfano, che non so se l'ha visto, si mette di tre quarti e fa la mascella come Mussolini. È vero, ha ragione. Di fare fuori il mascellotto. Pure qui, se si facesse una piccola inchiesta parlamentare su questo tema, si capirebbe quanto abbiamo speso, quanto abbiamo sperperato e che cosa abbiamo creato. Abbiamo alimentato un flusso anomalo verso l'Italia di immigrazione che si è sparso per tutta l'Europa. Lei ha letto sui giornali come i tassisti italiani vengono fermati, arrestati e condannati per crimini direttissimi certo. di Baviera a Dresda. Anche nei centri di accoglienza dove arrivano questi poveri disgraziati, che si tratta di poveri disgraziati, se scappano tutti sono contenti perché prima di tutto ci sono tempi di registrazione per cui magari risultano ancora presenti 500 persone che si pagano allo soggetto che fa assistenza 500 pasti, ma quando ne sono rimasti 50, e già questo è un delta quindi c'è tutto un sistema di speculazione intorno a queste cose. E poi tantissimi non vengono identificati perché l'identificazione comporta una registrazione e quindi se vengono trovati in Svezia e viene fuori che sono stati registrati in Italia, vengono rispediti. Certo, è come dice Titti. Quindi in modo consapevole il sistema dei pubblici poteri che si occupa di queste cose non si oppone alla fuga e alla dispersione di questi che arrivano in Italia, che finiscono poi in tutta Europa. Io faccio un ragionamento, sono stati circa 140.000 quelli che sono arrivati in Italia nel 2014. Sì. Diciamo che l'1% è un fondamentalista, è un rigoroso applicatore del Corano e quindi fondamentalista, sono 1.500 persone. L'1 per 1.000 sono amici dei movimenti terroristici, sono 150 persone in giro per l'Italia, non sono, per l'Europa, non sono poche. No. E non solo, ma soprattutto se non sono state identificate, sono libere, girano come vogliono. Possono utilizzare tutti i documenti falsi che vogliono e finché non sono identificati in un paese sono pronti a fare tutti i danni possibili. Cacopardo, lei ha ancora qualche minuto, noi abbiamo uno stacco pubblicitario e poi magari riprendiamo dopo la pubblicità con un altro punto che lei ha messo in evidenza. Io tra l'altro ho citato stamani velocissimamente l'articolo in rassegna stampa, ma ne consiglio la lettura perché è una sistematizzazione di quello che magari a brandelli sparsi abbiamo saputo anche dagli organi di stampa, cioè sono tutte notizie che messe insieme e messe in un quadro nell'inchiesta appunto di cui stiamo parlando stamani su Italia Oggi con l'autore, danno un'altra visione delle cose, una visione dove abbondano i punti di domanda. Ci sentiamo un'altra pochissimo. Devo dire solo una parola. Prego. Ci sono i profili personali di Anderville, delle due ragazze, scritte da loro medesime e pubblicate dal periodico internazionale. Sì. E poi c'è il programma loro, una specie di rapporto, il cosiddetto progetto, che sono delle parole di libertà, ed è pubblicato perché l'hanno. E poi ne parliamo subito dopo la pubblicità, ne parliamo perché sono due punti centrali dell'articolo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi di stamani. Gentili ascoltatori.
4422. Bene, adesso arriviamo subito agli profili delle tre persone, Greta Ramelli, Vanessa Marzullo e Roberto Anderville, del quale si è parlato pochissimo, e quando una giornalista fa la domanda alla stessa Vanessa Marzullo, questa glissa completamente, guarda nel vuoto, basta vedere l'intervistina di ieri sera che abbiamo mandato in onda, che dovrebbe insomma essere la persona centrale, tra l'altro, o una delle persone centrali in questa vicenda, di questa organizzazione, associazione Onlus, il cui nome nemmeno, peraltro, come lei Cacopardo evidenzia, il cui nome nemmeno sa si sa cosa voglia dire. Però c'è un particolare che a me ha colpito anche leggendo il suo articolo di stamani su Italia Oggi, vale a dire il fatto che c'è una telefonata fra il famoso Tayeb di cui parlavamo prima, il pizzaiolo che secondo invece gli inquirenti è un jihadista, è un combattente della guerra santa islamica, e la famosa Titti, che ruota intorno all'UNHCR, il commissariato dell'ONU per i rifugiati, anche se Carlotta Sami, la numero 1, ha detto non c'entra nulla con noi, però secondo gli inquirenti sì. Ebbene, tra il pizzaiolo jihadista e questa Titti, diciamo, c'è una telefonata alle 23 del 5 agosto dell'anno scorso e c'è la notizia è quella del rapimento. Era già stata messa la notizia su Facebook. Questa Titti chiede di rimuovere immediatamente la notizia. E quello che lei evidenzia giustamente, Cacopardo, è che c'è una cosa inquietante, una volta tanto l'aggettivo ci sta, cioè che l'informazione è stata diramata dall'agenzia ANSA soltanto il giorno dopo, il 6 agosto alle 17:14 del pomeriggio. Perché l'ANSA ritarda così tanto? Punto primo, e soprattutto da chi e da dove, lei giustamente si domanda, avevano saputo i due del rapimento di Greta e di Vanessa. Presumo, Cacopardo, che gli inquirenti queste cose le stiano approfondendo, però il problema sa qual è, secondo me? Che alla fine noi cittadini normali, opinione pubblica, non è detto che verremo a sapere dell'esito di queste indagini, se ci sono, su queste domande qui di cui stiamo parlando e che lei ha messo benissimo in fila le questioni alle quali dare una risposta nel suo articolo. Ho la sensazione che non ne sapremo più nulla. Questo dipende anche da noi, nel senso che se la stampa molla la presa, è possibile che essendoci essendoci state delle scarse cautele nella gestione di questa vicenda, probabilmente potrebbe insabbiarsi. Qui ci sono due soggetti che debbono fare continuare. Uno è la stampa, che non può arrendersi di fronte a questo, e l'altro è il Copasir, che il Copasir, essendo il soggetto che vigila sui servizi segreti, può stimolare una certa apertura. Le segnalo che in una lettera pubblicata a pagina 13 sempre di Italia Oggi, un lettore scrive questo, cioè vedendo le due fanciulle al ritorno all'aeroporto di Ciampino con l'aereo di Stato con cui sono rientrati, il meno che si possa dire sulla prigionia di Greta e Vanessa è che il catering di Al Qaeda è decisamente migliore di quello dell'anonima sardo dell'omologo calabrese. Evidentemente, allora, penso che ci sia un elemento distorsivo in tutte queste vicende. Il governo in carica sa che riportare chiunque a casa è accresce la propria popolarità, e quindi spesso può accadere che di fronte a questa prospettiva, di fronte a questo obiettivo, insomma, si mette con il cuore, si salta l'ostacolo e si va al sodo cercando di riportarlo. Però qui, strada facendo, bisognerebbe capire meglio come sono andati tutti questi passi. Come mai escono queste cose dopo il loro ritorno? Oppure erano note prima? Insomma, ci sono gli elementi in questa scacchiera, in questo puzzle, i pezzi che non ci sono o che non tornano sono troppi, e su di essi bisogna approfondire, sia su questo misteriosa Onlus dal nome incomprensibile, sia sul ruolo di questo signore, questo fabbro di Varese, sia su queste due, perché Vanessa Marzullo studia mediazione linguistica e culturale. Dunque, allora, che roba è? Ho visto che c'è un istituto a Varese, può darsi che studia a Varese oppure a
a Milano, ma questa laurea è un mix di varie specializzazioni che sono linguisti, ma era agli inizi. L'arabo è una lingua difficile, piena di aspirazioni. Come faceva a esprimersi in arabo o a capire l'arabo? Mi sembra una cosa fuori dal mondo. E anche l'inglese non è chiarito il livello di conoscenza. L'altra, Ranelli, studentessa di scienze infermieristiche, adesso ha avuto il rango universitario, ma poteva vanta la possibilità di fare dei corsi per i medici siriani, ma ti vogliono prendere in giro. No, poi lei mette anche la sua qualifica, come risulta appunto dall'internazionale, dal periodico internazionale, non certo ostile, diciamo, a persone certo, di questo genere, come lei giustamente nota. Insomma, è operatrice Greta Ramelli di pronto soccorso e nel settore emergenza livello operativo. Che vuol dire? Io mi domando, ma fa l'inframuscolo le endovenoso, perché al di là di questo uno che non è diplomato non può, ma già le endovene non dovrebbe poterle fare. Però si nota, diciamo, una frequentazione di padri comboniani, suore missionarie, ACLI e compagnia bella, diciamo così. Non è provato. Secondo me non ci bisognerebbe, allora, gli investigatori devono fare un giro di conferme, andare dai padri comboniani, chiedere un profilo di quello che ha fatto veramente sul posto, e per capire meglio. Queste cose vanno accertate, non posso farlo ovviamente io, non ho né lei, non abbiamo titolo nei mezzi. Ma questi tre... Ecco, ma mi viene una domanda conversando con lei, Cacopardo, perché poi lei giustamente poi si occupa appunto del profilo curricolare, mettiamola così come tracciato peraltro dal periodico internazionale, dei tre, di questo strano trio, Greta Ramelli, Vanessa Marzullo, preso da loro stessi. Certo, Roberto Anderville, un fabbro, diciamo, che però avrebbe frequentato l'Ipsia Varese, che è un ONG delle ACLI, e poi si interessa di Siria, eccetera. Ma mi viene da domandarmi così, magari è una domanda stupida, ma chi diavolo punterebbe su un trio così? Appunto, questa è l'altra domanda, e allora c'è qualcosa che non funziona. Cioè, le domande che non hanno risposta nascondono realtà che sono impresentabili. Le pare o non le pare? È così. Sì, direi, a rigor di logica sì. E poi appunto lei si pone anche delle altre domande in questo articolo, di cui consiglio veramente la lettura, perché a fronte del profluvio di dichiarazioni, a volte francamente anche imbarazzanti, perché Giuliana Sgrena sul manifesto, poi tutto il rispetto che volete, per carità, le persone sono sempre da rispettare, però Giuliana Sgrena, a sua volta rapita, lei ricorda anche il motivo per cui poi finì male quella storia là, con un uomo morto, Nicola Calipari, con un tradimento dei patti da parte delle autorità italiane, dei comandi italiani, no? Che si erano messi d'accordo con gli americani e con gli iracheni, con le autorità statuali irachene, intanto di non pagare il riscatto per Giuliana Sgrena, e poi, dopo la liberazione, di consentire che la giornalista fosse interrogata nell'ambasciata prima di rientrare in Italia. A quel punto, invece, per aggirare ciò su cui invece si erano accordati, la portano nella notte di corsa e succede quel che succede, cioè ci scappa purtroppo l'incidente e muore Nicola Calipari. Ecco, Giuliana Sgrena sul manifesto ha scritto che la generosità e l'altruismo di Greta e Vanessa sono un segno di distinzione in un mondo sempre più indifferenziato. Io ho rispetto per le avventure professionali e umane delle persone, però francamente se una fa la giornalista le cose le deve mettere in fila. Questo articolo di oggi di cui stiamo parlando con l'autore, Domenico Cacopardo, le cose le mette in fila e francamente vengono fuori tante di quelle cose che non tornano, che non si può scrivere un articolo così. Io ripeto, rispetto la professione. Però, è un articolo di un tifoso, non di un giornalista. Appunto, dico, ma va oltre il tifoso, perché uno si domanda anche, come lei giustamente scrive, ma chi era sta guida siriana che le ha accompagnate prima nel sopralluogo e poi dopo? Ma chi ha pagato? Perché non è che costa poco un autista in quelle condizioni là, no? Chi è che ci ha messo i soldi? Per i viaggi. In zona di guerra qui si parla di migliaia di dollari, insomma, in giro, e a chi gli hanno dati questi soldi a questi tre? Che appunto mi viene da dire, ma chi, diciamo, a parte il fatto che molto spesso magari persone improbabili sono quelle più utili, no? Perché sì. no? Dunque, mi è venuto anche questo dubbio, cioè che in realtà questi fossero
che fosse un'operazione dei servizi per infiltrare, per vedere come funzionare. Poi mi sono reso conto che le due erano assolutamente non ingaggiabili dai servizi segreti italiani, di qualsiasi servizio segreto, perché erano al di sotto a meno che nascondano una conoscenza. Questa sarebbe una giustificazione, vanno lì con questa. Però io ho una risposta alla domanda che mi ha fatto lei sull'autista siriano. Non gli è costato niente, perché la cosa era organizzata dall'Italia. Sapevano già, dovevano andare a prendere questi due deficienti, queste due ragazze, per carità, ad Ankara, al confine turco, e portarle lì. Se l'ha fatto l'organizzazione che poi le ha ospitate e rapite o fatte rapire, è evidente che c'era un interesse, perché si sapeva che poi l'Italia paga. Questa è la gamba. Quindi diciamo un'operazione di finanziamento tutto sommato pulita, limpida, tranquilla, senza troppi rischi. Per la parte loro zero, rischi zero. Perché gli italiani non fanno blitz, no? Non li hanno mai fatti, non li fanno. Perché il fatto non fanno blitz perché il rischio dei rapiti, il rischio degli autori di un possibile blitz, e poi c'è un filone di denaro che esce da questa parte. Tra l'altro qui c'è tutta una questione legale pasticciata, nel senso che si dice che non c'è una legge che faccia divieto di pagare, ma in Italia, se lei o io siamo vittime di un sequestro, i beni delle nostre famiglie congelati, vengono congelati. E viene perché? Perché se lei guarda indietro alla storia dei rapimenti, non ci sono stati solo gli arricchimenti dei rapitori, ma spesso coloro che erano incaricati delle trattative si sono fregati i soldi. Certo, gli intermediari. Gli intermediari, ma anche in un caso un altro ufficiale dei carabinieri è venuto fuori. Se lo ricorda, no? Sì. Altra domanda, sempre in base al suo articolo, alla sua ricostruzione, lei che idea si è fatto di questo Roberto Anderville? Chi è costui? Considerato il fatto che a un certo punto sparisce anche il suo profilo Facebook. Lei giustamente dice non possiamo verificare che abbia usato certe espressioni, però Jean Michalessin oggi sul giornale ribadisce che insomma erano stati accertati i post di questo soggetto su internet. Lui aveva fatto un bel poker. Io su internet, non mica me li sono inventati. No, ci sono. Sionisti di merda, l'ho trovata su appunto, sarà un fabbro, però Magdi Allam, Giuliano Ferrara, Riccardo Pacifici, Disegni, cioè i due vertici dell'ebraismo in Italia, poker di merde, scriveva il signore. Un giorno pagherete tutto, merde sioniste. Tira con la keffiyeh, se lei va su Google e vede le immagini, è un giovanotto in keffiyeh, lui, con la keffiyeh al collo, segno di una scelta. Qui devo essere onesto, simpatizzare per i palestinesi è tutt'altro che un elemento negativo, perché è un popolo disgraziato che ha subito una sorte per molti versi simile a quella che hanno subito gli ebrei e meritano ogni solidarietà. Poi vediamo, ci sono anche all'interno dei palestinesi i movimenti, c'è Hamas, ci sono i terroristi, ci sono una serie di cose che non tornano, però non è essere simpatizzante dei palestinesi non è un indizio di niente, per carità, di atteggiamenti, di comportamenti eversivi, oggettivamente. Però uno che ha 46 anni scrive su Facebook poker di merde sioniste, insomma, così potrebbe averlo detto di qualsiasi altra, diciamo, di qualsiasi altra persona e via dicendo. Però, insomma, è discutibile, è un mio punto di vista, è una mia sensazione, diciamo così. Comunque conta poco e niente. Conta invece degli ebrei è purtroppo diffuso ed è un sintomo da combattere, è un qualcosa da combattere per una serie di motivi, perché noi non c'è nessun, secondo me noi italiani in genere non abbiamo nessun pregiudizio razziale, giustamente, però dobbiamo però constatare i comportamenti di alcune persone che sono influenzate da alcune ideologie o da alcuni paradigmi religiosi che non sono condivisibili, e questo è un dato oggettivo, cioè niente di pregiudiziale, partiamo dalla sostanza, dai fatti. Ecco, a proposito di fatti, ancora due cose le vorrei chiedere, poi
ci salutiamo, Cacopardo, però lei sottolinea anche nel suo articolo che certamente, insomma, lei dice i servizi italiani avranno acquisito o stanno acquisendo informazioni anche su questo Underville di cui dicevamo prima, oltre che sulle due, no? Quindi ci saranno delle indagini in corso. Qui torniamo al problema, poi se, come giustamente lei osservava, la stampa mantiene la sua attenzione, magari l'opinione pubblica ne saprà qualcosa, o altrimenti tutto corre il rischio di essere insabbiato. Però c'è anche una proposta politica che lei avanza in fine dell'articolo, cioè a questo punto, se fossimo in un paese serio, con un governo serio, bisognerebbe dire che questa qui è l'ultima operazione di recupero di persone, di cittadini italiani che se ne vanno per il globo, per avventura, per turismo o per qualcos'altro, come pure è lecito supporre proprio a partire da questo caso, no? Perché l'ipotesi peggiore è che ci sia un accordo con gli jihadisti e che questa vicenda qui sia stata una canale per finanziarli, diciamolo chiaro, no? In maniera molto, diciamo... Secondo me le due ragazze erano inconsapevoli, spero che fossero inconsapevoli, ma non solo loro, non gli altri che hanno maneggiato questa operazione. Ecco, il governo serio però, lei dice, è molto probabile che questa operazione non la faccia, mettendo con ciò a rischio anche giornalisti e fotografi che vanno là per lavoro, non per altri motivi. Questa situazione italiana è una situazione con la quale ci dibattiamo da sempre, che è un po' le caratteristiche nostre, un po' la tendenza al compromesso, e rendono difficile per quanto per alcuni aspetti, per alcune sue manifestazioni Renzi lo potrebbe fare, va in televisione e dice: signori, con questa abbiamo chiuso, non illudetevi che noi faremo altre, non cacceremo più, non tireremo più fuori un soldo per recuperare italiani che sono in giro per il mondo. Per quanto riguarda chi ci va per lavoro in queste zone, credo che normalmente i giornali assicurino, perché tutti i soldi che sono stati pagati dai prospetti che si sono visti in giro, al 90% vengono dalle assicurazioni. I paesi di Londra assicurano i giornalisti che vanno in zone di guerra, e quindi quando ci sono queste situazioni pagano loro. Quindi penso che i giornali che mandano, non lo so, ma spero e penso che i giornali che mandano in giro le persone in giro per il mondo in zone di guerra li assicurino, e chi va dovrebbe essere assicurato. Certo che sarebbe stato, diciamo, quasi impossibile per il trio protagonista di questa storia farsi coprire da un'assicurazione sulla base delle credenziali da loro fornite. Sì. Io voglio solo spendere una parola in memoria di Baldoni. Ezio Baldoni. Enzo Baldoni, sì. L'unico morto. Ma lui è stato l'unico morto perché era stato preso proprio da Al-Qaeda lui. Tutti gli altri sono stati presi da normali tagliagola che avevano in mano gli italiani e sapevano che portavano soldi. Baldoni è stato ammazzato perché il gruppo qaedista in Iraq voleva ammazzarlo e lui era freelance, non aveva copertura, e il tentativo di agganciare questi per proporgli dei soldi, i tentativi sono falliti. Veda, io di questa vicenda della Sgrena mi sono occupato su incarico del direttore della rivista Italiani Europei, l'associazione presieduta da D'Alema, che dirige il giornale, che mi invitò a fare uno studio su questa vicenda, ed ho pubblicato un piccolo saggio su queste vicende, compreso quella della Sgrena, per cui ho preso queste cose che ho pubblicato. Cioè c'è come spesso accade nelle operazioni riservate dei servizi, ci sono delle cose che sono poco comprensibili, e poi c'è questa tendenza italiana, ma abbiamo pagato sempre, anche in Somalia, fiumi di denaro, tant'è vero che la storia di Charlie Point, in cui morirono non so quanti si erano buttati così allo sbraglio perché ritenevano di avere la copertura dei capi tribù della zona a cui avevano dato dei soldi. E del resto lei dice in Libano, in Kosovo, in Iraq, in Afghanistan. Angioni lo racconta, che comandava, che loro il fatto che il campo trincerato italiano non fosse stato attaccato derivava dal fatto che c'era un fiume di denaro che veniva dato a tutti i vari gruppuscoli presenti intorno a Beirut per evitare di essere attaccati. E non è che piacesse molto la cosa ad americani e francesi? Certo che non piaceva, però questo
Ma poi ci dobbiamo anche chiedere come mai ogni volta che c'è una missione internazionale gli iraniani si gomitano per andarci, ma questo qui è un altro discorso che magari faremo un giorno. Bene, senta, io ringrazio intanto Domenico Cacopardo, consiglio la lettura del suo articolo per chi non l'avesse ancora fatto su Italia Oggi di stamani, pagine 11 e 12, la ringrazio anche per il tempo che ci ha dedicato, quasi un'ora, ancora grazie, a risentirci, buon lavoro a Domenico Cacopardo. Grazie, arrivederci, buon lavoro a voi. E noi chiudiamo con il recupero di quell'intervista andata in onda ieri a Piazza Pulita con un personaggio incontrato appunto alla moschea salafita di Eindhoven dalla inviata della trasmissione Piazza Pulita di Corrado Formigli. Adesso sentiamo l'intervista a questo soggetto. Viene dalla Siria, oggi vive qui, è entrato illegalmente dalla Turchia. Lì ho comprato documenti falsi. Ci sono decine di trafficanti di passaporti falsi tra la Turchia e la Grecia. È una mafia e io sono assolutamente convinto che il governo turco sia consapevole di quello che succede sotto i suoi occhi. C'è gente pronta a farlo a qualsiasi angolo di strada. Più soldi hai e più la sbrighi in pochi giorni. È un passaporto esattamente come il tuo e da Istanbul a quel punto puoi andare dappertutto. Spesso all'aeroporto sanno perfettamente che sei siriano, guardano il passaporto e lo timbrano sapendo che è falso. Io ho pagato 12.000 euro il mio nuovo nome e ho preso un volo per l'Olanda. La prima volta che ho incontrato Ibrahim è stato un anno fa, a Rejanli. Eravamo al confine turco-siriano. Combatteva ancora con i ribelli dell'esercito siriano libero. Sono stato imprigionato perché ero tra gli organizzatori delle manifestazioni contro Assad. L'esperienza in prigione è impossibile da dimenticare. Per le torture, la brutalità dei servizi segreti di Assad. Non hanno pietà. E anche se esci, non sopravvivi completamente a quel trauma. Mi torturavano con le scosse elettriche, anche sui genitali. Non mi davano da mangiare e mi costringevano a ingoiare sale senza darmi acqua per giorni interi. Io non sono morto, ma ho visto morire decine di persone esauste. Dopo 4 mesi mi hanno rilasciato, e non perché ero fortunato o perché ho parlato, ma perché la mia famiglia è ricca e ha potuto corrompere un ufficiale. All'inizio della rivoluzione per noi siriani l'esercito libero era l'unica scelta, l'unica speranza per liberarci dalla dittatura di Assad e avere finalmente la nostra libertà. Ma l'esercito libero siriano non è stato all'altezza del compito che aveva. Molti di noi volevano uno Stato dove si applicava la legge islamica, ma loro volevano uno Stato secolarizzato. Ci hanno deluso e noi ce ne siamo andati. Cosa significa per te la parola jihad? Jihad è la nostra guerra santa, contro te stesso e contro tutti quelli che offendono la legge islamica. Semplicemente jihad significa combattere i nemici dell'Islam, tutti coloro che stanno attaccando l'Islam. L'insegnamento del profeta, per come lo vedo io, è: prima di tutto cerca di convincere gli altri del tuo messaggio, ma se loro rifiutano e ti attaccano, attaccali a tua volta e sii implacabile. Dopo aver lasciato i ribelli sei andato a Raqqa, la capitale dello Stato islamico. Mi puoi raccontare la tua esperienza? Sarò sincero, c'è solo gente felice a Raqqa. È l'unico posto dove si può applicare davvero la legge islamica senza mediazioni. Ci sono tantissimi europei, francesi, olandesi, inglesi, ma non tutti vanno lì per combattere. Innanzitutto vanno a Raqqa per contribuire alla costruzione dello Stato islamico, con le loro energie e anche con i loro soldi. Lo Stato islamico si occupa di loro, lì c'è la vera giustizia sociale. L'ISIS sta creando ministeri, scuole, ospedali, centrali elettriche, banche, e da poco hanno una moneta. È un cambiamento epocale. La cosa che devi capire è quanto la gente viva in pace, nel pieno significato del termine. Come puoi giustificare i giornalisti decapitati e lo sterminio degli yazidi e i bambini addestrati alla guerra? Ascolta bene, i giornalisti sono stati decapitati perché è stato provato che erano spie. Gli yazidi adorano un diavolo, dunque per la legge del profeta non possiamo accettarlo. E quanto ai bambini, lasciami dire, è giusto educarli ad avere un carattere forte. Devono saper difendersi, devono sopravvivere.
Posso supporre che tu sia qui per raccontare alle persone cosa hai visto nello Stato islamico. Voi pensate che sia l'ISIS a reclutare i ragazzi, ma sbagliate. Sono loro che ci cercano per andare nello Stato islamico. I ragazzi europei vanno a combattere a Raqqa perché odiano l'ipocrisia e il doppio gioco dell'Europa. Se insistete a offendere la nostra religione, a uccidere la nostra gente, in ognuno di noi può nascere odio e chiunque può fare qualsiasi cosa. Vedi, questi sono i morti siriani a Damasco e questa è una foto della manifestazione di Parigi. È una crociata contro di noi e noi dobbiamo difenderci. Guarda quello che è successo in Francia. ISIS non c'entra, è stata Al-Qaeda, ma ISIS vede di buon occhio quell'atto. Dopo i fatti di Parigi ho sentito gli uomini di Raqqa, mi hanno detto abbiamo 300 dei nostri in Francia. In Europa è molto facile trovare 5 Kalashnikov, lo sanno tutti. Puoi fare quello che vuoi, comprare passaporti falsi come me, o aprire Google e imparare a fare una bomba. A Raqqa negli ultimi 2 mesi sono morte 350 persone, il 90% erano civili. È una guerra e se tu uccidi devi aspettarti che qualcuno uccida te. Ma tu queste cose le dici in pubblico? Ovviamente no. Non posso parlare così con altri musulmani pubblicamente. Nemmeno in moschea puoi parlare liberamente? No. Diciamo che ci sono 2 Islam. Di queste cose bisogna parlare in circoli privatissimi con persone fidate, perché le moschee sono piene di spie. Quando il califfo al-Baghdadi dice arriveremo a Roma, tu cosa pensi? Non dice Roma a caso, dice Roma perché c'è il Vaticano. E finché il Vaticano non prende una posizione contro questa guerra, vuol dire che è complice. Quindi secondo te è possibile che l'ISIS arrivi a Roma? Il profeta ha detto arriveremo. Ma papà non piace. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. È il mio primo pensiero quando mi